Ma in riferimento a quello che tu ci hai raccontato dell'esperienza fatta lì a Padova con l'Arena Romana, e considerato, ecco, il successo che ha avuto e le persone che comunque assistevano malgrado la pioggia, mi è venuto così istintivamente di dire: perché non farla a Ragusa? Tra l'altro mi ricordo che stavi partendo e ti ho detto: parla domani stesso con le autorità e fatti dare un permesso, oppure magari un locale, meglio ancora, dove appunto fare queste conferenze. La sala del Teatro Tenda, se è una sala pregiata, potete già vedere, ecco qui all'interno del Teatro Tenda, quando sono andato a visionare per le conferenze, c'era ancora attaccato il manifesto del cantante Morgan. Poi da un'altra parte, sempre presso Teatro Tenda, c'era ancora attaccato il manifesto della cantante Carmen Consoli. In realtà queste conferenze su Ragusa non si sarebbero fatte se non ci fosse stato l'input di un paio di persone, tra cui Enos e te. Io parlo di me, una mattina si stava facendo colazione e si parlava di queste conferenze, e allora io ti ho chiesto: ma perché non si fanno a Ragusa? Allora subito abbiamo finito. Dice: ora vado dal sindaco a parlare, dall'assessore, tu zia prega e io sto andando da loro. E così sei partito. Dopo un'ora e mezza ritorni tutto contento, mi ha detto: zia, hai pregato così forte perché il sindaco ci ha regalato la sala e tutto. Un'altra volta non devo pregare così. Comunque. Sì, perché dicevano che i posti sarebbero della sala che ci davano 1100. Quando ci hanno mandato di andare a vedere, sono andato a vederla, sono uscito fuori, i custodi dissero che non è 1100 ma 1300. Per questo quando sono tornato ho detto: zia, non pregare forte perché qui aumenta tutto, non è più 1100, è 1300 adesso. Come la riempiamo? Diciamo, ho capito che c'era la mano di Dio, che il Signore voleva queste cose, ha aperto tutte le porte e così ci è venuto incontro ed è stato bello, interessante per tanti. Benissimo. I biglietti all'interno del Teatro Tenda possono andare anche da 15, 17, 12, 10 euro e così via scendere. Quindi voi immaginate quanto potrebbe valere una sala del genere, che ha circa 1000 posti e a sera magari potrebbe produrre 1000 per una media di 10 o 15 euro. Immaginate voi, si sta parlando di 10 o 15 mila euro, quindi il valore di una sala, se dovesse essere affittata o presa, potrebbe essere il minimo calcolato a metà, un terzo rispetto a quello che produce. Quindi avere questa sala per 4 serate sarebbe come un valore di 4 moltiplicato per 3 o 5 mila o 4 mila euro a sera, sono come avere in dono 20 mila euro. E questo è il grande, straordinario evento che è accaduto, che è cascato dal cielo, grazie a colui che è la roccia di Israele, agli amici dell'alto di questa sala, per organizzare queste conferenze in 4 serate, gratuitamente.
Quando ci hanno dato la sala con 1100, poi si è rivelato che sarebbe una sala di 1300 posti, erano sorti ben 3 problemi. Il primo, lo schermo. Ci voleva uno schermo enorme per poter proiettare la conferenza con le videoproiezioni per così grande sala. Seconda cosa, il videoproiettore. Noleggio di videoproiettore per 4 serate sarebbe stato da 1.500 quasi 2.000 euro un videoproiettore professionale, e noi non avevamo né videoproiettore di tale qualità né mezzi per poterlo noleggiare. E terza cosa, mancanza di finanziamenti per pagare. In questi luoghi grandi deve esserci la protezione civile, i vigili del fuoco. Ci volevano circa 280 euro a serata per i vigili del fuoco. E poi attrezzatura, mixer, casse, microfoni. Questo è il quarto problema. Ebbene, colui che è indicato come la roccia di Israele ha provveduto per tutte e 4 cose. Per i vigili, noi abbiamo iniziato già a distribuire volantini per la conferenza, pur questi non pagati, solo 60-70 mila volantini per una sala di circa 1000 posti. Erano pochi o quasi nulla, se pensate a Roma per circa una sala del genere hanno distribuito 1.100.000 volantini. Pubblicità hanno fatto a Roma sia la radio, televisione, telegiornali. Qui niente, praticamente. Abbiamo iniziato a distribuire questi volantini, pochi, 60-70 mila, pur non avendo nemmeno pagato 700 euro per questi volantini. Abbiamo detto, colui che vede provvederà, perlomeno anche per i vigili, perlomeno per una conferenza di queste 4. Ebbene, giunge la telefonata di un'amica che è la segretaria dell'ASI e dice: vi offriamo 2,80 per prima conferenza per i vigili del fuoco. Continuiamo felici a distribuire volantini, giunge la telefonata di allora mia fidanzata che dice: provvedo per la seconda serata, siamo felici perlomeno di 2 serate che si possono fare una grande sala. Terza serata, per la terza serata vigili del fuoco viene il prezzo per i vigili del fuoco pagato e offerto da miei amici, da una famiglia carissima, Ricciardo di Pistoia, e la quarta da 2 carissimi amici della comunità di Ragusa che si offrono. E noi felici continuiamo a distribuire, non sapendo con quale videoproiettore sarà proiettata la conferenza, con quale microfono e audio si parlerà e quale schermo. Insomma, alla fine colui che è indicato come la roccia di Israele, nel cuore di colui che noleggia il videoproiettore, fa sì che ci regala il noleggio del videoproiettore per 4 serate. L'abbiamo chiesto per quale motivo l'ha fatto, dice: non chiedetemi, non so neanche io perché l'ho fatto. Alla fine una comunità di Ragusa decide di chiedere impianto del campo Sicilia, audiocasse e microfoni, grazie soltanto a un voto in più del comitato di quella comunità di Ragusa. Metà del comitato erano quasi contrari a chiedere e farci favore per gli amici dell'Otoli di prestarci, ma a buona volontà e un voto in più del comitato ha deciso che ci avrebbero prestato gratuitamente quest'audio per 4 serate, sistema audio con microfono e casse. Alla fine è rimasto il problema del schermo. C'era una nostra amica, Lidia Bazza, che si è messa a cucire tante lenzuola che abbiamo comprato materiali per avere un gigantesco schermo.
E poi alla fine colui che si chiama l'orologio di Israele ci ha fatto trovare e avere un schermo che potevamo utilizzare anche se era molto sporco, dovevamo pulire nell'ultimo momento, correre così. La cosa sorprendente riguardo la sala, visto che la sala era grande, io e i miei 4 collaboratori, 3, 4, abbiamo iniziato a chiedere, pensare e voler e desiderare seminare inviti per le conferenze per avere 1000 persone da far vedere questi tesori importanti dei roti dal morto. E così fu. Per la sala a Teatro Tenda si prontarono qualcosa come 600, 580, 600 persone esterne, non soci, non membri delle comunità. E tra queste si sono trovate altre che ci hanno fatto fare le stesse conferenze in un'altra sala, nella stessa campagna, con gli stessi inviti, con la stessa spesa per 250-300 persone, a cui si è aggiunta un altro gruppo di persone di Acate e poi un altro a Comiso ancora. Siamo raggiunti a un numero di 1000 persone. L'utilizzo del proiettore che voi avevate in mente di utilizzare, anche quello ve l'ho scartato dall'inizio perché lavorando da qualche anno nel settore mi rendevo conto che era notevolmente basso e quindi anche la serata sarebbe stata compromessa. A quel punto ho detto vabbè ragazzi, vi aiuto io, non mi chiedete perché non lo so, vi aiuto io e vi ho dato un proiettore da poter utilizzare, da fare perlomeno una figura dignitosa per la grandezza della sala. Tra l'altro anche il giorno dopo, se ti ricordi, mi hai telefonato e fa ma non è che per caso hai anche un carrellino per poterlo mettere? E se ti ricordi ti ho dato pure il carrellino. Era il loro capo ed essi ne avrebbero seguito il dominio compiendo le sue opere ed eseguendo la sua. Quel popolo che aveva scelto Barabba al posto di Cristo. Allora, io ho cercato di non mettere bastoni tra le ruote, ho cercato solo di essere il più reale possibile, spiegando che cosa si andava incontro, che inconvenienti ci potevano essere con un tipo di schermo o con un altro, e soprattutto vi ho fatto scartare l'idea di cucire dei teli bianchi a mo' di lenzuolo per metterli su, perché il risultato sarebbe stato pessimo. Detto questo, ho detto vabbè, io ho uno schermo che può andare per voi, però non è in una condizione tale da essere usato così com'era, anche perché era parecchio tempo che non veniva utilizzato e voi siete in ogni caso avete accettato, vediamo di pulirlo, di poter rimediare alla serata che ormai praticamente era compromessa. Quando ci hanno dato a disposizione il video schermo non avevamo modo di trasportarlo perché era lungo lo schermo, praticamente questo telo, questo schermo di circa 6 metri. E io ringrazio il nostro amico Margani Ignazio di Ragusa che ha messo a disposizione il suo camion, e quindi sopra il suo camion di lavoro abbiamo messo questo schermo per poter trasportarlo al Teatro Tenda. Quindi abbiamo risparmiato un sacco di soldi anche per il trasporto, perché il trasporto per cose così lunghe, grossolane, di grandi dimensioni sarebbe costato, e noi non avremmo avuto soldi, denaro per pagare. Cristina, prima di decidersi a scendere con noi in Sicilia, aveva pregato e ha chiesto segno a colui che è il creatore del cielo di sapere se partire con noi oppure no.
e nei suoi pensieri ha sempre avuto impressione la risposta alle sue preghiere e meditazioni che bisogna andare, in particolare parlare a Padova, in Calabria, Napoli, Sicilia. Il giorno quando abbiamo parlato che saremmo andati a fare queste conferenze in Sicilia, io senza sapere quello che mi ha chiesto in preghiera, quel giorno sabato pomeriggio ho parlato delle esperienze delle conferenze a Padova, in Calabria, e ho detto che adesso andiamo a fare in Sicilia. Lei ha subito colto il segno evidente che questa è la strada giusta, quello che sentiva in preghiere sue prima, che bisogna andare in particolare in questi posti anche per lavorare, e quindi ha colto che dopo che abbiamo fatto conferenze in Calabria e Padova e adesso andavamo in Sicilia, era convinta che doveva partire, che è quello che ha intuito e sentito nella preghiera. Per questo è partita con noi a distribuire e lavorare. Cosa interessante è che appena abbiamo finito le conferenze in Sicilia ci giungevano le chiamate telefoniche dalla zona vicino Napoli che volevano le stesse conferenze ad Aversa, in queste zone in campagna, da trasmettere tramite una televisione su tutta la campagna che copriva anche Napoli, che poi in seguito veramente sono state fatte anche queste, come del resto lei in preghiera ha avuto quasi mesi prima. Allora, il giorno 26 di aprile, che già avevamo fatto un po' di giorni di lavoro, io la mattina ho pregato il Signore, no? Perché giustamente non sai se queste cose vengono da Dio, se Dio vuole che si lavori in questa maniera. E allora erano intorno alle 8:30 di mattina e io ho pregato il Signore, ho detto: Signore, se questa cosa viene da te, questo lavoro, se vuoi che si faccia così qui in città e in questa maniera, dammi un segno ancora di più. Io voglio essere certa che tu cammini davanti a noi e noi siamo dietro di te come Gedeone. Se così, fai che appena io finisco di parlare con te mi chiami qualcuno e si prenoti. Che ore erano? Le 8:30, quando io ho Quindi fatto la mattina. Appena ho finito di pregare, non è passato neanche 5 minuti, neanche. Io sempre ero in quei 5 minuti con l'attesa nel mio cuore, il pensiero sempre al Signore. Ecco che arriva, mi squilla il telefono e ho detto: non è possibile. Prendo la telefonata, 5 persone si sono prenotate. E allora lì ho detto: basta Signore, io ti ringrazio, mi hai dato ancora una prova che questa è un'opera tua. E sono stata contentissima. Poi il giorno successivo di nuovo, perché con mio figlio pregavamo sempre per questo progetto, e mentre pregavo non finivo ancora la preghiera che subito mi squillava il telefono e prendevo prenotazione. Insomma, è stata una gioia, delle esperienze bellissime veramente, e io sono certa e continuo ad esserlo che il Signore ha voluto quest'opera qui in città, e abbiamo anche i risultati, quindi è straordinario. Vi racconto un altro episodio molto interessante che è accaduto quando siamo andati a distribuire volantini nella zona di Ragusa. Abbiamo deciso di mettere un po' di volantini e anche gli inviti nei piccoli paesi vicino a Ragusa, Modica, Vittoria, Chiaramonte e così via. E quando siamo stati in macchina noi 4, prima di andare a Comiso, vicino a una rotonda che poi nel video vi farò vedere, la famosa rotonda di Comiso, ho detto loro, prima di distribuire a Comiso, ho detto: non so perché, ma vi devo dire che quando pensavo a distribuire volantini questi su Ragusa, di tutti i paesi intorno mi è venuto sempre in mente che, come una sovrapposizione, questo invito su conferenze di Ragusa deve essere distribuito qui a Comiso. E mi veniva in mente l'invito delle conferenze su Ragusa e la rotonda di Comiso. E ho detto: non so cosa succederà in questo paese, perché dobbiamo proprio distribuirli qua. Quando siamo giunti a Comiso per distribuirli, mi sono fermato alla rotonda, ho rallentato con la macchina alla rotonda famosa di Comiso e ho detto: guardate questa rotonda, vi dico in anticipo, non so cosa sta per succedere. Se è un mio pensiero umano, pazienza, vuol dire che è una cosa che mi è passata per la mente, che non ha nessun senso, che questi inviti di Ragusa vanno distribuiti qui su Comiso, e nella mente mi veniva questa rotonda sovrapposta con l'invito di Ragusa.
Ho detto loro, voi siete testimoni prima che succedano le cose, se qualcosa invece che non sia un pensiero umano, ma forse un segnale, un presentimento, che c'è qualcosa in particolare qui che dobbiamo distribuire proprio su Comiso, perché c'è la gente in particolarmente interessato, deve succedere qualcosa, vedremo se eventualmente è qualcosa che guida colui che è la roccia di Israele. E fu proprio così. A Comiso ci sono state persone esterne che hanno seguito un gruppo di persone in conferenza a Ragusa e hanno detto: dovete venire da noi a Comiso, abbiamo una sala con 300, 250, 300 persone, fate le stesse conferenze qua. Loro si sono offerti a pagare e hanno fatto un dono di 700 euro per pagare le spese delle conferenze e i volantini per la conferenza di Ragusa di Teatro Tenda. Di questo ne hanno depositato testimonianza sia Daniel che Cristina, sono testimoni oculari, e che questi fatti sono veramente accaduti. Ci sono tanti altri testimoni di Ragusa e di Comiso che possono testimoniare che questo è veramente accaduto. Tu perché noi non abbiamo detto che abbiamo i problemi finanziari, che abbiamo da pagare gli inviti e altre cose, perché vi siete sentiti, ti sei sentito già la domenica? Sì, ci è venuto spontaneo, perché di solito noi comprendiamo tutto il lavoro che c'è sotto e penso che è comprensibile dare un piccolo sostentamento. Comunque l'abbiamo fatto perché vediamo che per l'opera del Signore, non tanto come cultura, anche perché dalla cultura poi si può arrivare anche al Signore, perché no, da una buona cultura si può arrivare anche al Signore, perché c'è una sottocultura, c'è la spazzatura, c'è ogni cosa. È una cosa buona e quindi noi ci abbiamo creduto e abbiamo sovvenzionato, solo per quello. Contribuisce all'opera del Signore, alla crescita e alla promozione dell'opera del Signore, dell'Evangelo, comunque, della Bibbia. Comunque, al di là, niente è perfetto, però sostanzialmente contribuisce e quindi noi appoggiamo. Grazie. Io tra l'altro vorrei sottolineare che hanno fatto un'offerta, una donazione per le spese che abbiamo avuto, che potiamo anche pagare alla tipografia, di circa un importo di 700 euro. Veramente, al nome di Amici dei Rotoli di Firenze e di quella di Toscana, vi ringraziamo per questo vostro dono e questa cosa qui. Che poi sono soldi di tutti, e cioè del Signore, quindi però gestiti da noi, abbiamo ritenuto opportuno offrirli come associazione. Comunque, grazie a voi. Grazie a voi invece. Passare un po' le luci, così è sarò sincero, io ne ho approfittato del tuo messaggio, perché visto che attirava molte persone, perché attira curiosità, è qualcosa di nuovo, il rotolo attira, in poche parole. Ne ho approfittato, secondo le scritture, approfittate delle occasioni, dici, per fare che cosa? Per portare l'Evangelo. Allora, entrambe le cose sono collegate, il tuo messaggio e alla fine quei 10 minuti per portare l'Evangelo
il tuo attirava e quello dava una realtà che devo fare per essere salvato. Crede in Cristo Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Per questo mi attira fino adesso e penso che sia, come lui ti ha detto una sera, un messaggio potente. Per questo motivo qui. Perché la gente oggi è stanca di ascoltare. Questo è qualcosa di nuovo, che comunque ti porta a Cristo. Per questo io penso che bisogna darci dentro in questo messaggio qui, perché è potente e attira. Non dà quella forza come quando è espresso in ebraico. Alcuni di voi mi hanno chiesto dopo la prima conferenza i nomi originali che vengono usati di lui in ebraico, no? Ma io credo che le vostre esposizioni o le tue esposizioni, allora, per il credente, per chi già crede, qualsiasi dominazione possa appartenere, è una conferma alla propria fede, perché i rotoli dimostrano che quell'aramaico del 600 a.C. dimostrano che quelle profezie non sono state scritte dopo, ma molto molto prima. E quindi per il credente di qualsiasi fede è una conferma e quindi piace. Per il non credente è una scoperta scoprire che la Bibbia allora ha detto cose già scritte molto prima e quindi viene colpito da questo fatto, no? Ma chissà se la Bibbia ha ragione, e quindi qualcuno può avvicinarsi al Signore mediante questo vostro messaggio. Posso vedere le mani di chi lavora stasera? Sì, li ho visti a Comiso 2 volte, una volta nella chiesa di Contrada Castelluccio e l'altra volta nella chiesa del pastore Biagio Catalano. Cioè, io ho capito che questa festa del sabato ci porta ad avere ci deve portare ad essere con questa espressione. Questi sono i veri figli di Dio, no? Sì, pregavamo per i 50 persone ed eravamo a 46 e telefonano subito 4 posti 50 per il 100, per il 200 e così via per gli altri traguardi. Ad ogni preghiera sempre risposta ottenevamo. Sì. Mi ricordo il venerdì era questo, sì, no? Venerdì. Che era 500? No, era doveva raggiungere i 50. I 50, no? E allora abbiamo detto, Signore, prima del tramonto, eravamo un 47, 46. E poi ho detto, ok, no, ho detto, preghiamo il Signore che prima del tramonto, prima di andare in chiesa, arriviamo a 50, così sarà una gioia. Ed è così è successo. Poi lei stava facendo la doccia e ho risposto io. E allora, anzi adesso ricordo meglio, eravamo 47, erano 3, che poi dalla voce mi sono sembrati quasi una persona che io gli avevo dato il volantino in macchina, che il signore, come se il Signore mi avesse spinto, ho detto, ho guardato quella persona, ho detto in macchina ormai è inutile darglielo, però ho detto ma ormai glielo voglio dare, ancora non è partito, e gliel'ho dato, e dalla voce mi sembrava lui, perché mi ha ringraziato, e quindi
Bellissimo. Siamo stati a 50 e così via, poi ogni giorno ci prefiggevamo un numero, pregavamo e il Signore ci faceva raggiungere quel numero, insomma è stata un'esperienza troppo bella. Quando 500, poi 570 mi pare. sì, siamo arrivati a 580 prima di iniziare la prima serata, esatto. Quindi con quelli di Comiso quasi 300. Sì. Siamo praticamente arrivati su 880. Sì. 880. Sì. Benissimo. Adesso si Quello è di un'altra cosa che mentre c'erano le conferenze, le persone anche, cioè, si prenotavano ancora. Dicevo che posso aggiungere un mio parente, che c'è ancora posto perché per una mia amica, insomma. La gente bellissimo, quindi passaparola funziona. Sì, sì, fra di loro. Il bello è che poi mi telefonava qualcuno e diceva l'ho detto ai miei parenti, 4-5, che possiamo aggiungerli? Cioè, fra di loro era proprio un passaparola che era gioiosa, la cosa, erano troppo contenti. Sì. Insegnante di spagnolo di un altro corso, però che ci vediamo, ci conosciamo, ed è venuta interessata, che faceva parte di quella comunità, e sempre che ci incontriamo, quando ci incontriamo in scuola mi chiede ma ci sono un ciclo di conferenze, si prosegue, perché sono interessanti, belle. Ottimo. Allora quella è stata un'esperienza mitica davvero, perché allora praticamente io sono andato la mattina e chiaramente ho pregato il Signore mi facesse trovare la via, mi spianasse tutta la strada per poter fare che opera che viene da Lui. E così è stato, perché io sono arrivato e ho chiesto innanzitutto in terza ora il permesso alla mia professoressa, e questa non ha opposto benché minima opposizione, tuttavia doveva spiegare, ma lei ha detto prego vai, e io sono andato e quindi adesso dovevo chiedere l'autorizzazione del preside, e praticamente io mi impaurivo che non riuscissi a trovare il preside libero, poiché quando la porta è chiusa non si può parlargli, e se il tempo passava non ce la potevo fare a distribuirla a tutta la scuola, che sono quasi 600 studenti. E allora sempre un po' nel tragitto una preghierina veloce in mente, e entro e trovo la porta aperta. Allora io entro, busso, permesso, e gli dico rappresento il comune che ha indetto un ciclo di conferenze sui rotoli del Mar Morto e tutta la storia, e lui nemmeno la cosa di dirgli posso andare a dire, lui ha detto subito vai, e io ho detto posso invitarla, mi è sembrato giusto comunque anche chiedere l'autorizzazione e il permesso a lei, e lui mi ha detto bravo, sei stato gentilissimo, hai fatto benissimo, grazie, ed era contento, e quindi l'ho distribuito ai bidelli, ho attaccato ho fisso la locandina e ho iniziato corso per corso, prima A, seconda A, terza A, prima B, seconda B, tutti fino all'H c'erano i corsi, e se non che alla B, ero arrivato al corso B quando o al corso A, non ricordo bene, però quando sono entrato e ho come si dice, ho distribuito, mi sono presentato come al solito, e vedevo i ragazzi affascinati, se non che poi una professoressa era molto incuriosita e mi ha detto ma tu qual è il tuo nome, di che classe sei, e io gli ho detto mi chiamo Kenan, nella classe terza, e allora loro sono rimasti complimenti ai tuoi insegnanti, che sei un ragazzo bravo, io gli ho detto allora il mio nome significa possesso di Dio, e loro sono rimasti e hanno detto ma si vede che la mano di Dio è sopra di te, e lì ho capito Signore vado perché tu sei con me. Bellissimo. E quindi la voglia, e poi tu classe per classe distribuiti, una classe addirittura ricordo le facce dei ragazzi ma dire wow, una cosa incredibile, che gli spiegavo, gli dicevo questi rotoli predicono il futuro con esattezza, allora sono rimasti, e quindi ho fatto il Signore mi ha aiutato a parlare, e quindi è stato bello, ecco. Dopo 4 conferenze, il primo venerdì sera, nella comunità di Ragusa, 83 persone hanno riempito la comunità di Ragusa, persone esterne,
che volevano sentire ancora. E venivano ogni venerdì sera per quasi un mese e mezzo, 5-6 venerdì. E poi hanno descritto che volevano passare tutti gli studi che sono legati alla Bibbia. Dopo, sfortunatamente, di questi 83, 40 e poi una ventina di persone che volevano passare tutti gli studi biblici addirittura nella comunità di Ragusa, fu detto non per mia responsabilità o per quella degli amici di Rotoli, fu detto loro dalla comunità di Ragusa: non venite più venerdì sera per seguire studi biblici, perché abbiamo altri progetti più importanti dall'altra parte. E così fu, diciamo, un po' fermata la cosa. Non nascondo la verità, del resto siamo abituati che ci sono stati ostacoli da coloro che vogliono sempre mettere i bastoni tra le ruote, frenare l'avanzamento, la realizzazione di conferenze in cui pubblicamente si parla dei messaggi attuali dei rotoli biblici. E quelli addirittura sono provenuti perfino da coloro che si annoverano tra portatori di questi messaggi, che sono membri, dirigenti o professori o alcuni pastori di comunità che vogliono che queste verità si propagano. Si sono rivelati alcuni in questo percorso dei nemici nell'interno di queste comunità, che anziché di aiutare, incoraggiare, hanno cercato di fermare e scoraggiare la collaborazione di chi a Ragusa ci ha dato una mano, ha aiutato e ha cercato di aiutarci nel realizzare queste conferenze. Ma noi li vogliamo bene e siamo abituati, siamo avvertiti che nell'interno delle comunità ci sono coloro che sono nemici e saranno sempre lì a ostacolare, anche se sono portatori di questi messaggi pubblici, che devono essere resi pubblici, messaggi biblici. E ormai siamo abituati, sappiamo, e questo è stato ben detto, che hanno profetizzato nell'antichità, che qualsiasi successo sarà sempre accompagnato dagli ostacoli e dalle opposizioni. E questo è un dato di fatto. Vogliamo avere successo? Vogliamo che il cielo faccia grandi cose? Allora dobbiamo amare anche coloro e avere pazienza con coloro che ostacolano, sono contrari e vogliono frenare i bastoni tra le ruote. Ma ciò nonostante che hanno provato a fare, a loro non fu permesso, grazie al cielo, grazie a colui che è la roccia di Israele, di danneggiare l'andamento e realizzazione di questa grande semina in Sicilia di circa 1000 persone, proprio esterne, proprio 1000 persone che non hanno sentito questi messaggi, che hanno potuto sentire questi messaggi chiari e attuali che si trovano nei rotoli biblici per questi tempi. E questo è merito e grazie al colui che... Vorrei specificare che proporre oggi le conferenze in un mondo circondato da tanti intrattenimenti che vanno oltre la televisione, supporti canali supplementari che vengono offerti oltre ai canali ufficiali televisivi classici, oltre internet e tante attività, divertimenti e così via. Oggi tenere le conferenze praticamente è quasi un'impresa ardua, sembra quasi impossibile. Tenere poi le conferenze che sono legate alle tematiche che possono essere sia archeologiche, culturali, storiche, ma spirituali e religiose è altrettanto quasi paragonare a una presa, a una missione impossibile. Tanto è vero che le statistiche ci dicono, e anche dei libri, per esempio uno dei libri in maniera molto riassuntiva le religioni del mondo, parlando del cristianesimo nel XXI secolo, dice così: nel corso dei 2000 anni, dalle origini del cristianesimo a oggi, il mondo è profondamente mutato. L'interesse verso la religione ha subito un forte calo.
Poi in un giornale ticinese, in Svizzera, un articolo invece riportava così: la Chiesa riformata venduta per 320.000 denari o franchi. Melide, i fedeli mancano, noi vendiamo la Chiesa, forse ha pensato questo il presidente della Chiesa riformata ticinese Mark Zimper, e così via, e così via. Nel libro riguardo religioni del mondo, riguardo cristianesimo nel XXI secolo, scrive così: calo di adesioni. Le chiese cristiane lamentano, soprattutto in Europa, un significativo calo di adesioni. Tale fenomeno è dilagante e le funzioni religiose chiamano un buon numero di fedeli quasi esclusivamente nei giorni di Pasqua e Natale. Questo avviene soprattutto nei paesi europei. E così via, e così via. Vorrei specificare questo dato di fatto, che tenere le conferenze su una scoperta archeologica che comunque è legata a delle tematiche di un peso religioso è assai poi più difficile. Cioè, finché si parte e si parla di una scoperta archeologica dove l'interesse delle persone può esserci per 30 minuti, ma difficile dopo, non di più. Iniziare a leggere i contenuti che sono legati alla spiritualità, a fede, a giudaismo di 2000 anni fa, o altre cose, diventa una cosa già difficile o quasi impossibile, che le persone possano sentire con interesse e avere desiderio di ritornare e ritornare e ritornare a ascoltare così giorni e giorni e giorni in seguito. È quasi impossibile. Anche perché chi ha organizzato delle conferenze sui rotoli, ci ha provato a farlo questo, si è reso conto in particolare una decina di anni fa, nella zona di Firenze, Pistoia e Isolotto, che non è così, ci fu un fallimento, la gente non ritorna, ci fu un fiasco. E, tanto è vero, passata la parte archeologica, l'interesse delle persone si affievolisce. Invece non così è accaduto con le conferenze sui rotoli del Mar Morto a cura degli amici dei rotoli. E devo dire di nuovo merito di colui che è indicato come la roccia di Israele nei rotoli del Mar Morto. Voglio raccontare anche le esperienze ed esporre le testimonianze che sono legate a certe dinamiche e a quello che succedeva retro le conferenze, per come venivano organizzate e quello che accadeva e così via, ricordando anche che ciò che accadeva in un'Italia che è un paese industrializzato, tra i primi paesi nella lista di una decina di paesi industrializzati del mondo, un paese secolarizzato, un paese dove prevalentemente si professa per tradizione di professione cattolica, anche se le statistiche e i giornali di epoca 10 anni fa appuravano che di 95% solo 10% sono praticanti, il resto hanno dei dubbi, sono scettici, non credono nemmeno all'esistenza di Dio. Quindi in un paese che, come qualche scrittore italiano scriveva alle origini calabrese, che lavorare in Italia è come arare sulla roccia, citando Andrews. E quindi per molti fare le conferenze in Italia e pensare di avere un audience di persone che ascoltano le tematiche del genere e ritornano con voglia ad ascoltare è una cosa impossibile, tanto è vero che è invano fare. Ecco. E un'altra cosa molto importante che vorrei specificare: quando sono state fatte le conferenze con un'impronta religiosa o spirituale qui in Italia, quando c'è stato Bouillon, per esempio, a nord di Lombardia, per avere una sala enorme con più migliaia di posti, a parte che le spese sono enormi, che quindi il costo possa complessivo tra la pubblicità e la sala superare diverse decine di migliaia di euro, 30, 40, 50, 70 e così via. Una cosa è certa, che
quando si poi riassumono i dati e si vedono quante presenze ci sono state, si capisce che delle presenze, quasi l'80-90% sono stessi membri, soci della stessa comunità, e delle presenze di non soci, non della comunità, esterni, sono già le presenze che sono già amici o frequentano le comunità anche se non sono soci delle comunità o membri. Quindi in realtà si capisce che soltanto per un 200 persone che realmente non sono persone esterne, sono già amici della comunità, non sono membri, che sono già lì. Quindi praticamente si avverte in Italia che è veramente difficile fare conferenze di un stampo con impronta spirituale. Quindi è quasi un fiasco. Quando sono state organizzate conferenze dell'agenzia It's Written, così sta scritto, sulle profezie qualche tempo fa a Roma, c'è stata fatta una massiccia pubblicità, qualcosa come 1.100.000 volantini inviti per le conferenze, 40 pullman a Roma che trasportavano la pubblicità per diversi giorni, diverse radio, 3-4 radio che davano la pubblicità, e perfino la pubblicità, l'evento fu pubblicizzato dall'agenzia It's Written sulla RAI, nel telegiornale. E alla fine l'esito quale c'è stato? Sì, la sala cinematografica piena di 700, 800, 900 posti, di cui di nuovo abbiamo 70-80% delle persone che sono già soci, comunità, membri della comunità, e in realtà quel 10-20%, quelli 100, 150, 200 persone che sono esterni e non membri, in realtà metà di loro sono già amici, frequentano le comunità. Quindi andare a stringere una sala vuota che possa essere riempita, o avere centinaia e centinaia di persone proprio esterne che non sanno nulla del messaggio, che possono sentire per la prima volta certe cose e vedere che sono veri e propri esterni ai messaggi, non si è avuta veramente nel vero senso della parola. Ebbene, adesso esporremo quello che colui che la roccia di Israele ha aiutato a fare con i rotoli in Italia. Seguiteci. Sono David Adamovic, di origini ebraiche, è un cognome ebraico. Molti ebrei con questo cognome ebraico Adamovic furono deportati nei campi di concentramento ad Auschwitz. Mia nonna materna è stata deportata in Germania, è sopravvissuta. Mio nonno è sfuggito alle persecuzioni paterno, pur portando questo cognome ebraico, perché è andato con i partigiani. E io, come tanti altri ebrei che sono disseminati in 4 venti della terra, ho familiari partendo dagli Stati Uniti d'America, Svizzera, Italia, Austria, ex Jugoslavia, Ucraina. I miei nonni paterni incontrarono dopo la seconda guerra mondiale nei Balcani, in ex Jugoslavia, un'ebrea ostetrica, e tramite lei mio nonno di cognome ebraico, Adamovic, grazie a un'altra ebrea, Ketzman, riscoprì e scoprì una fede particolare che si basa sulla Bibbia ebraica e sulle testimonianze che riguardano il Messia. E così diventarono aspettatori e in attesa, aspettatori di questo grande evento del ritorno di Messia, praticando anche il 7° giorno lo Shabbat. Io personalmente non ero affatto attratto da queste cose. All'età di 15 anni, visto che mio padre era versato, era negli anni 70 regista della Svizzera, e poi in ex Jugoslavia
un inviato speciale telecameraman per i telegiornali, come qui la televisione statale, la RAI, versato in un ambiente legato al cinema e televisione all'età di 15 anni. Ero un conduttore televisivo di una trasmissione televisiva che andava in diretta a livello nazionale. Ero pluripremiato per alcuni ruoli facendo anche il teatro, oltre cinema. In cinema facevo, essendoci un mondo familiare, mio padre, come regista giovane avevo ottenuto riconoscimenti vari a livello nazionale, tanto è vero che mi hanno consegnato lo Stato a livello nazionale un riconoscimento Tesla è uno dei massimi riconoscimenti in un settore quando uno riesce a conseguire con successo a livello nazionale diversi risultati. Ho abbandonato tutto perché fui attratto dalle profezie di Daniele, la cui esistenza ignoravo. In seguito ho scoperto e ho saputo dell'esistenza di Rothman morto, i quali mi hanno aiutato a capire la validità e autenticità delle profezie di Daniele e dell'esistenza di un senso di vita. Tanto è vero che all'età di 18-17 anni ho rifiutato invitanti offerte del lavoro nell'ambito della televisione statale. E tanto è vero in seguito non sono stato abbagliato dal fascino della ricchezza, in quanto dal 95 in poi per 3-4 anni mio padre è diventato uno tra più importanti, più ricchi imprenditori della Serbia nel mondo, con le imprese, avendo una fabbrica italiana trasferita nei Balcani, la quale fatturava nel 95-96 un fatturato di circa un vecchio miliardo di vecchie lire al mese, con circa 100 operai. Non mi sono affascinato né attratto né distratto dalle mie ricerche e studi legati sui rotoli del Mar Morto. In quell'epoca c'era la prospettiva di lavorare e vivere negli Stati Uniti, avendo lì la zia, quindi ho rinunciato anche a quello, come anche la vita in Svizzera, preferendo l'Italia per le conferenze e le ricerche e studi, conferenze divulgative su ricerche effettuate sui contenuti più importanti dei rotoli del Mar Morto. Quello che tra poco state per vedere, in breve, sono le cose che fino ad oggi non sono state raccontate, il retroscena di certe importanti conferenze accadute in Italia. Non ho potuto raccontarle semplicemente perché non ho avuto il tempo di farlo. Si fanno conferenze una dietro l'altra e per me era importante seguire le conferenze, organizzarle e farle, anziché stare a raccontare le esperienze legate a queste conferenze in questa maniera. Adesso, in modo molto conciso e breve, vorrei portare le testimonianze e circostanze di alcune delle conferenze molto significanti che si sono realizzate in una maniera straordinaria, e il merito per la riuscita e andamento buono di queste conferenze organizzate praticamente senza mezzi, senza finanziamenti veri e propri, è una vera organizzazione, quindi carente in tutto e per tutto quasi, va soltanto a un solo personaggio, è colui che è indicato nei rotoli del Mar Morto come la roccia di Israele, le cui sono origini dei tempi antichi